Siamo usciti da un incubo. Sono queste le prime parole del figlio di Adriana Coan, ritrovata oggi in provincia di Gorizia. La donna, 79 anni, era scomparsa giovedì scorso da Vittorio Veneto. Era uscita di casa per fare la spesa, poi doveva andare in cimitero a trovare la figlia. Da quel momento di lei si erano perse le tracce, fino ad oggi. È stata ritrovata poche ore fa, diciamo, in zona vicino a Gorizia, mi hanno chiamato i carabinieri e mi hanno dato questa notizia che sinceramente è stata una cosa proprio che ormai le speranze erano proprio speranze al minimo proprio, perché sinceramente tanti giorni sono passati insomma da quel 18. Adriana è stata fermata dai carabinieri a Romance di Sonzo, frazione Versa, poco prima delle 15. Si trovava alla guida della sua auto, una Renault Clio, in forte stato confusionale. I militari hanno subito chiamato i sanitari del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale per accertamenti. La donna sta bene. Da quello che mi hanno detto, sì, adesso noi stiamo andando giù, sì, per vedere insomma vedere com'è la situazione, comunque si stanno curando quello che ha bisogno insomma al momento. Ancora non si capacita il figlio di come la madre possa aver raggiunto la provincia di Gorizia, ma soprattutto come ha vissuto in questi 6 giorni, dove abbia dormito, mangiato. Insomma, tante domande, ma per ora l'unica cosa da sapere è che la mamma sta bene ed è stata trovata. Presto tornerà a casa. Il resto lo ricostruiranno con calma.